Bentrovati a questa puntata di Friuli Economy dedicata al presente e al futuro del settore vitivinicolo in Friuli Venezia Giulia. Parleremo di quantità, di qualità, di prezzi, di mercato, di legislazione. Abbiamo moltissimi ospiti, ringrazio Paolo Valdesolo per aver organizzato questa puntata come diverse altre. Non perderei tempo e andrei subito a presentare gli ospiti e poi avanti con le domande. Allora, qui con noi a Friuli Economy il presidente della Coldiretti, Dario Ermacora. Buonasera Ermacora. Buonasera. E di nuovo qui con noi l'assessore all'agricoltura Sciauli, buonasera, ben ritrovato. Poi per la prima volta qui a Friuli Economy Clementin, che è il delegato della CIA di Udine. Buonasera Clementin. Buonasera a voi. Ecco, magari le chiederei subito, prima saluto rapidamente Michele De Pace qui per Confagricoltura della provincia di Udine. Buonasera De Pace, di nuovo qui anche lui a Friuli Economy. Clementin, le domanderei un po' che cos'è la CIA e quali sono le sue funzioni. Ovviamente non stiamo parlando dell'Agenzia di Sicurezza degli Stati Uniti, ma di qualcos'altro. No, parliamo della Confederazione Italiana Agricoltori, che è un'associazione di categoria presente su tutto il territorio regionale e nazionale naturalmente. Noi veniamo da una storia molto importante, è una fusione di diverse anime sindacali nel tempo, di Federterra, di Alleanza Contadina, e per cui nel tempo siamo riusciti a mettere insieme queste anime e a rappresentare tutte quelle aziende che all'epoca avevano questi bisogni sindacali. Tuttora, ahimè, ce ne sono di bisogni, ma nell'epoca più antica siamo riusciti a coinvolgere tantissime realtà, a dare servizi, a dare opportunità, a dare speranze, che poi la cosa più importante, almeno per me che ho vissuto tutte queste esperienze decennali, è sfociata con la legge 203 dei patti agrari, dove siamo riusciti veramente a eliminare la mezzadria, a eliminare questa difficilissima situazione agraria, e che poi per continuare a vivere e a lavorare in campagna in maniera civile, dignitosa, in tutte queste forme moderne che ci permette il nostro presente e il nostro futuro. Diamo tutti i servizi che servono a un'azienda agricola, diamo ovviamente un'importante funzione sindacale, e cioè di quella difesa del reddito, difesa dei territori, difesa di quella che è la nostra peculiarità di tutti gli agricoltori. Adesso non vorrei fare una parte particolare di questo, però assieme anche ad altre organizzazioni che sono qui presenti naturalmente c'è anche un'unità di intenti, che è quella appunto di preservare il nostro mondo, è quella di migliorare, di dare dignità a tutti noi agricoltori, a dare una speranza a chi ci viene dopo, ai nostri figli, a chi viene avanti, per cui la realtà importante sindacale in cui noi siamo coinvolti a tutti i livelli, di Confederazione Italiana Agricoltori, è quella di essere assolutamente presenti nelle campagne e presenti quando i nostri agricoltori ci chiamano. Perfetto, benissimo. Allora, Valdesolo, partirei subito con una delle tematiche che riguarda soprattutto la parte legislativa e anche la burocrazia. Qual è il peso della burocrazia per il comparto vitivinicolo e quali potrebbero essere, diciamo così, dei cambiamenti che agevolino l'attività degli agricoltori più dal punto di vista del core business e non nel compilare continuamente scartoffie? Cerco di essere sintetico. Noi in Friuli, oggi in Friuli abbiamo circa 299 enologi che operano in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. E sono il primo a dire e portare la voce loro in questo settore, perché loro occupano praticamente nella realtà produttiva oggi un 7-8 mila quintali per ogni singola azienda, diciamo il lavoro pro capite di ogni singolo enologo in Friuli. Naturalmente le istituzioni nel contesto legislativo non hanno effettivamente preso in considerazione la nostra professione. L'enologo oggi è il tutore non solo del cospetto vitivinicolo, ma anche dell'aspetto enologico e anche dell'aspetto della comunicazione, che dopo ne parlerete. Di conseguenza, secondo la mia opinione, chiamerei a questo proposito le istituzioni a prendere in esame gli enologi di questo nostro territorio, per prendere in considerazione come, dall'aspetto tecnico, portare le idee che dopo vengono raccolte sia nel contesto vitivinicolo sia nel contesto enologico di cantina, per
accentrarle al sistema operativo di ogni singola azienda. Purtroppo ogni azienda ha la sua tematica, ha la sua tracciabilità, sempre nel rispetto della legislazione, però è determinante che sia il tecnico o i tecnici a portare le proposte adeguate all'operazione. Per quanto riguarda la sburocratizzazione, oggi l'enologo occupa, o meglio viene occupato per il 70% su attività sulle carte di cantina, che oggi la possiamo considerare un'enciclopedia, che però è un'enciclopedia che viene aggiornata quotidianamente, non mensilmente, tantomeno annualmente. Ogni giorno abbiamo decreti, leggi, riforme che naturalmente vanno a concentrare, vanno a non a semplificare, ma a complicare le interpretazioni di ogni singolo elemento. Bene, allora chiederei a Sciauli che cosa si può fare per, diciamo, diminuire questa burocrazia e salvaguardare, diciamo così, da questo punto di vista sia le aziende agricole che gli enologi. Il tema della burocrazia è un tema centrale sia per la vitivinicoltura ma credo per l'intera agricoltura. Credo che alcune scelte importanti siano state fatte, benché non si vedano ancora onestamente gli effetti. La scelta del testo unico della vite e del vino penso sia stata una scelta epocale. Ci abbiamo messo anche qui quasi una decina d'anni per portare a termine una norma, a tempi tutti italiani, però finalmente abbiamo un testo unico che dovrebbe essere il riferimento per chi opera in cantina e per chi opera anche in termini agronomici sulla vitivinicoltura. Mancano i decreti attuativi, c'è un ritardo in questo, ma su questo secondo me si sta facendo dei passi in avanti. Che tempistiche ci possono essere, Assessore, per questi decreti attuativi? Siamo già in ritardo, nel senso che approvato la norma, i decreti attuativi dovevano essere già ad oggi operativi, non lo sono, spero che arrivino il prima possibile. Adesso io non mi sposto mai dalle responsabilità, è chiaro che è una dinamica nazionale, meno regionale. Detto questo, c'è il tema della dematerializzazione dei registri, sappiamo che ha creato abbastanza difficoltà e polemiche, ne parlavo prima con alcuni. Il Ministro ha risposto a un'interrogazione parlamentare questa settimana dicendo che almeno per la prima annualità non ci saranno sanzioni per eventuali errori, ma ci sarà la correzione progressiva, ma anche sulla dematerializzazione è probabile che si debba fare una riflessione rispetto al fatto che la vitivinicoltura in questo Paese è sempre stata anche innovativa in termini di modifiche, di miglioramenti anche burocratici e penso che anche su questo possa essere un elemento di traino. Io non vedrei la vitivinicoltura che si ferma rispetto a questi temi, ma è che proprio di spinta per eventuali semplificazioni. Chiudo dicendo, lo vediamo quotidianamente, lo vediamo con l'OCM Vino come con altre misure, più le misure sono semplici, più la risposta è importante e riesce a dare ovviamente anche l'attesa risposta dal punto di vista di chi ha fatto le domande, quindi dal comparto agricolo. Quindi semplificare anche la domanda su eventuali finanziamenti diventa sempre più fondamentale e se ne vede la risposta quando si fa. Ecco, Ermacora, qual è la posizione di Coldiretti sulla dematerializzazione? Lei come gestirebbe adesso il futuro di questo tema che insomma ha creato qualche mal di pancia tra gli agricoltori, almeno tra quelli che avevamo anche intervistato nelle puntate precedenti sulle vendemmie? Ecco. Beh, indubbiamente oggi non si sta traducendo in una semplificazione come quella che doveva essere lo spirito, anzitutto perché siamo all'inizio e come tutte le novità sono sempre difficili da gestire, c'è anche un atteggiamento probabilmente, non dico di rifiuto, ma poco propositivo. Io credo che adesso siamo consapevoli tutti che la situazione è abbastanza complessa, abbastanza complicata, abbiamo anche problemi che sono legati alla mancanza di una rete che sia in grado la telematica in grado di raccogliere, diciamo, i dati. Però ritengo anch'io che in prospettiva, come tutte le cose che sono innovative, non possono che portare beneficio. E credo che porteranno beneficio anche quelli che oggi sono i più, diciamo, offesi da questa novità, che sono le piccole aziende, perché comunque il sistema telematico sta aiutando in tante altre cose. Ritengo che questo strumento possa essere più che utile anche per la gestione della nostra attività burocratica, che è, confermo anch'io, un grosso peso per tutte le aziende. Ecco, in Regione si parla già da diversi anni del tema dell'accorpamento dell'Unione. Non si parla ovviamente solo a livello agricolo, ma se ne parla anche a livello industriale, confindustriale, su tantissimi altri temi, le camere di commercio, le aziende, le università, un po' di tutto.
Ecco, chiederei in questo senso a Marco Rabino, che è qui presente e mi sembra sia anche microfonato, il suo parere sull'accorpamento dei consorzi di tutela in Friuli Venezia Giulia. Poi chiaramente coinvolgeremo anche altri su questa tematica. Buonasera a tutti e grazie per l'opportunità. Io devo dire che è un lavoro che stiamo portando avanti da parecchi anni e ritengo che perché vada in porto bisogna fare squadra per vincere, della serie che bisogna cercare di avere i giocatori giusti per avere una squadra vincente. Non è detto che una squadra vincente sia fatta solo di campioni, perché se guardiamo il mondo dello sport, consentitemi questo paragone, vediamo che spesso non succede. Ecco, ma lei è un po' criptico, può parlare un pochino più, perché da casa magari non riescono a cogliere questa metafora. Bisogna che tutti gli attori, tutti i giocatori, i consorzi, cioè i 9 consorzi che ci sono. 9, 8, 9, quanti sono? 10, perché ce ne potrebbe essere uno neocostituito a breve, si mettano assieme e lavorino tutto quanto per il bene della vitivinicoltura regionale. Ecco. Quindi fare squadra per vincere, perché secondo me l'unione fa la forza, sono frasi fatte, però sicuramente dobbiamo essere tutti quanti uniti, perché sennò rischiamo che buttiamo al vento quello che è stato Quindi fatto. Quindi lei sarebbe per l'unione di questi consorzi? Sicuramente sì. Mi sembra chiaro, perfetto. Allora, dietro ci sono diverse persone, diversi interlocutori. Magari se riuscite a far passare il microfono o a Zorzetic o a Princic, chiederei anche a loro, eccolo lì dietro che passa, un'opinione riguardo all'unione dei consorzi, magari anche alzandosi in piedi visto che siete dietro. Prego, Princic, prego. Sì, buonasera a tutti. Beh, chiaramente il Consorzio Coglio ha intrapreso una strada un po' diversa già in passato perché aveva determinati requisiti, quindi ha cercato di sviluppare dei progetti propri, proprio perché comunque avendo un certo tipo di rappresentatività ha portato avanti ragionamenti relativi all'erga omnes, quindi ha una visione un po' diversa, diciamo, forse è stato un po', anzi è stato il primo consorzio in regione e quindi, come dicevo, ha seguito delle dinamiche diverse. Capisco e condivido, diciamo, l'esigenza di fare tutta una serie di cambiamenti e di modifiche a livello regionale, poi chiaramente siamo in attesa di vedere anche che tipo di evoluzione ci sarà. Questo è un po' un mio punto di vista, condiviso anche da quelli che sono buona parte dei miei associati. Ecco, se magari c'è anche Zorzetic che vuole dire la sua riguardo a questa cosa diciamo così, dell'unione dei consorzi. Sì, buonasera a tutti. Allora, mi riallaccio a quanto diceva l'amico Marco e devo dire che la collaborazione tra i consorzi è già cominciata già da qualche anno, portando anche dei veri frutti, perché effettivamente la DOC Friuli è figlia di questa collaborazione assieme a altre organizzazioni e associazioni che naturalmente lavorano su questo settore. In una regione così piccola chiaramente se non ci sono queste sinergie è sempre più difficile andare avanti. Quindi mi sembra che lei sarebbe favorevole a questa unione. Sono chiaramente favorevole anche perché, come ripeto, si sono già visti i frutti di una collaborazione all'interno di questi consorzi. Ecco, magari non so se Lorenzo Netto o Baccichetto volevano intervenire su questo tema. Lorenzo Netto. Sì, buonasera, grazie dell'invito all'enologo Valdesolo. Io mi associo indubbiamente agli amici Rabino e Germano Zorzetic in quanto credo che i consorzi in quanto tali sono consorzi di tutela e quindi le loro attività sono quelle di tutelare le produzioni locali. Il Friuli risulta molto frazionato purché nonostante sia molto piccolo, quindi sono convinto che l'unione faccia la forza e la sinergia tra tutti gli attori della vitivinicoltura friulana non può che portare a un benessere e a un'azione, diciamo, di squadra, oltre che naturalmente a una massa critica in grado di affrontare le sfide dei mercati esteri. Ecco, non so se anche Baccichetto voleva dire qualche cosa a riguardo, qual è la sua posizione riguardo all'unione dei consorzi. Sì, buonasera, confermo quello che hanno detto gli amici di prima. E sicuramente anche per quelle poche risorse che ci sono bisogna cercare di sfruttarle al meglio, quindi non spezzettare come ora con tutti i consorzi, ma ben venga l'unione di questi consorzi anche per mirare le risorse. Con un soggetto unico? Con un soggetto unico. Bene.
Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e torniamo di nuovo qui a Friuli Economy a parlare del presente e del futuro del vitivinicolo in Friuli Venezia Giulia. Di nuovo qui a Friuli Economy a parlare del settore vitivinicolo in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo seguito fin dal primo semestre del 2017 il tema della ribolla gialla, sempre su input di Paolo Valdesolo, e l'abbiamo seguito anche con tanti delle persone che oggi si trovano qui a Friuli Economy. Vediamo infatti una bella totale della regia sui nostri ospiti / pubblico. Chiederei a De Pace se ci sono delle novità importanti, anche molto recenti, di alcuni giorni, oppure forse addirittura di ieri, riguardo appunto alla tutela e diciamo così anche alla garanzia della ribolla gialla made in Friuli Venezia Giulia. Ci sono delle novità nella misura in cui proprio ieri, anche grazie all'impegno dell'assessore su questo tema, è stata portata a casa l'eliminazione della ribolla dall'IGT del Tre Venezia e l'iscrizione per la provincia di Udine all'interno dell'IGT Venezia Giulia, quindi un'importante restrizione territoriale, e in questo momento vanno avanti con molta fatica i tavoli tra le varie filiere, soprattutto tra una parte collinare di pianura, per identificare un disciplinare che possa mettere l'accento sull'importanza storica, qualitativa di tutto quello che è stato la storia di questo vitigno nella parte del Friuli collinare, e ovviamente le prospettive economiche che si possono creare all'interno della pianura. In questo momento, seppur a rilento e con alcuni colpevoli, il tavolo per portare avanti questa importante tutela sotto il cappello della DOC sta andando avanti, e tutta la filiera si augura che quanto prima possa venire terminato per essere poi portato. Ecco, chiederei proprio questo a Sciauli. Sciauli, quali sono adesso i prossimi step per tutelare e garantire ancora di più la ribolla gialla in Friuli Venezia Giulia, anche tenendo conto delle diversità varietali delle zone, o comunque per tutelarla ancora di più rispetto anche a quello che diceva De Pace? Beh, intanto quello che è successo ieri non è un dato né banale né che possiamo dare per scontato, è che è figlio non tanto e non solo del lavoro mio, ma credo dell'unità di tutta la filiera. Se non avessimo avuto un'unità di tutta la filiera, anche nella contrattazione, in questo caso con il Veneto, probabilmente non avremmo ottenuto neanche questo risultato. Quindi far sì che ad oggi la ribolla gialla DOC da un lato e IGT si possa fare solo nella regione Friuli Venezia Giulia è già un gran bel risultato, e diciamo che sul breve periodo ci permette di lavorare con tranquillità e stando attenti a non perdere questa capacità in prospettiva futura. La prospettiva futura secondo me si lega a due aspetti. Il primo, la tutela, abbiamo deciso, mi sembra univocamente, anche con alcune polemiche se volete, che la strada per tutelarla sia probabilmente quella di arrivare a una DOG ribolla gialla, quindi a una DOG legata a un vino e a un vitigno e non più a un territorio, in modo che da questo punto di vista, con un disciplinare che metta d'accordo le diverse anime del nostro territorio, si possa guardare in prospettiva e con tranquillità. L'altra parte è non dividerci e non perdere questa unità della filiera, anche rispetto a quanto ho sentito prima per i consorzi. Io non sono per la chiusura di esperienze e di identità, ma sono perché alcune partite noi giocandole insieme ci si renda più forti. Faccio un esempio molto concreto, così magari chi a casa ci capisce. Noi la ribolla gialla, adesso noi abbiamo una crescita della ribolla gialla, come la promuoveremo in futuro? Ogni consorzio per conto suo, ogni singola azienda per conto suo e per l'interesse legittimo della propria azienda, o riusciamo a pensare a una promozione territoriale legata al nome ribolla gialla? Penso che queste siano le scelte che dobbiamo mettere in campo. L'unità serve a fare queste scelte. Io sono convinto che la visibilità della ribolla gialla, la piacevolezza del nome, la qualità che siamo stati in grado di far percepire sia qualcosa che ci può dare dei risultati importanti, ma dobbiamo saperci presentare al mondo, perché la ribolla gialla è molto conosciuta in Italia ormai, ma non sicuramente a livello internazionale. Dobbiamo saperci presentare al mondo in maniera unita e anche pensando delle campagne, se volete, di promozione unitarie. Quindi la parte tecnico-burocratica sulla DOC della ribolla gialla e anche la capacità di stare uniti per la promozione di un vitigno in crescita. Ecco, chiederei a Martin Figheli se può dire qual è appunto grazie che si è già alzato, diciamo così, nel territorio del Coglio Goriziano, il Coglio Sloveno, ma anche della pianura del Friuli Venezia Giulia, riguardo alla ribolla gialla, qual è la vostra posizione e quali sono le azioni
anche legata all'internazionalizzazione, come diceva l'assessore, che porterete avanti per promuovere questa insomma, importante varietà che avete. Sì, allora abbiamo iniziato a parlare appunto della tutela del nome, appunto specificando Made in Friuli. Io sono appena tornato da un viaggio negli Stati Uniti e ahimè l'unica ribolla gialla che trovavo sulle wine list era la ribolla gialla californiana, fatta stile orange, perché appunto adesso mi collego un po' alla zona che rappresento, alla zona di Oslavia, alla zona del Coglio Goriziano. Il fenomeno, o comunque la moda nel mondo, è nata anche grazie ai personaggi che ci sono in quest'area. Un'area che chiaramente ha mille difficoltà legate soprattutto al territorio, nel senso dove andiamo a operare. Qua siamo tra tecnici e sappiamo benissimo la differenza che c'è nel produrre del vino in pianura e nel produrre del vino in collina. Quindi anche poi nelle varie politiche, nelle varie movimentazioni future, anche a livello legislativo, secondo me non dobbiamo perdere questa idea e questo concetto, cos'è la collina e cos'è la pianura, perché altrimenti faremo dei passi all'indietro enormi. Sotto questo aspetto, appunto, quello che noi oggi chiediamo in realtà è soprattutto una chiarezza dei punti, una chiarezza delle leggi e di quant'altro, e appunto anche nell'ottica della semplificazione i sindacati come anche la politica devono venirci incontro e cercare di darci una mano sotto questi aspetti, no? Anche piccola chiosa anche sul discorso dei registri dematerializzati, perché quest'anno qua gli enotecnici non è che hanno fatto i cantinieri, hanno fatto i contabili, perché penso che più di noi, più che stare in cantina, abbiamo speso più ore sui computer, quindi questo non va bene se vogliamo crescere. Sì, l'avevamo infatti sottolineato all'inizio. Perché noi dobbiamo pensare di produrre, e soprattutto un'annata come è stata quest'anno, problematica, con mille problemi, e soprattutto poi lavorando in collina dove io mi trovo, è stata dura, però siamo gente che siamo lì da sempre, la ribolla ce l'abbiamo, abbiamo vigneti che hanno anche 100 anni, quindi sappiamo come bisogna fare e andremo avanti. L'unica cosa che chiediamo è veramente di semplificare il mondo del lavoro, ecco, tutto qua. Bene, e adesso chiederei a Robert Princic se magari ci spiega sinteticamente quali saranno le nuove proposte, la valenza del territorio per quanto riguarda il suo territorio, appunto, a livello vitivinicolo ovviamente. Il Coglio in questo senso si è mosso, ha iniziato a cercare una strada diversa, forse un po' la prima in regione. Ci sono effettivamente già delle denominazioni di OCG in regione, però il Coglio ha scelto una strada un po' particolare. Semplicemente vuole sottolineare, o meglio evidenziare, quello che è il percorso e quello che sono gli obiettivi già raggiunti negli anni. Di per sé ha dimostrato capacità, ha dimostrato di produrre dei prodotti di qualità. Chiaramente vive queste situazioni anche complesse, perché produrre in collina è sicuramente molto più difficile che produrre su altri territori, in zone pianeggianti, quindi i costi di produzione sono molto più alti e per logica comunque la denominazione in un certo senso vuole farsi valere e sottolineare, diciamo, le sue caratteristiche semplicemente, quindi le difficoltà che ogni giorno i produttori seguono. All'interno di questa DOCG c'è comunque l'idea di valorizzare in modo particolare un Coglio bianco fatto con vitigni autoctoni e in qualche modo, diciamo, evidenziare il Pinot Grigio, quindi quello che è il Pinot Grigio del Coglio semplicemente, quindi sempre in collaborazione però con tutte le altre denominazioni regionali che abbiamo cercato da subito di portare avanti e con le quali comunque abbiamo cercato di condividere un percorso dove c'era comunque un interesse comune o comunque delle similitudini o degli obiettivi comuni semplicemente. Benissimo, chiederei invece a Baccichetto e a Lorenzonetto che operano in un territorio diciamo così, vocato per la varietà glera atta a dare il prosecco, se quel territorio lì secondo loro anche in un futuro molto prossimo punterà su altre, diciamo, tipologie di vino oltre a quelle del prosecco. Sì, sicuramente non c'è solo prosecco nella nostra zona, sicuramente bisognerebbe fare una distinzione tra le aziende che da 5-6 anni a questa parte che avevano seminativi hanno piantato sull'onda del prosecco, hanno piantato prosecco giustamente, e le aziende tradizionali che hanno sempre prodotto e hanno sempre vissuto di viticoltura, che hanno sì rafforzato la parte a prosecco, ma hanno continuato e continuiamo a produrre anche altri vini. Quindi quali sono i principali? Diciamo che noi quando dobbiamo piantare, continuiamo a piantare Refosco, Cabernet Franc, Friulano specialmente, quindi noi queste strade non le abbandoniamo sicuramente. Chi continua a piantare prosecco, comunque anche noi abbiamo rafforzato la nostra parte, perché bisogna dire la verità, attualmente vale il doppio di un vitigno normale, quindi
è logico che c'è un questa vantaggio parte economico, certo. deve andare, quindi questa è la situazione. Chiarissimo. Baccichetto ha intervenuto, vediamo anche Lorenzo Netto se ha qualcosa anche di diverso rispetto a quanto detto. Prego. Sì, noi veniamo da un territorio, io e Alessandro, che era autorizzato a produrre Prosecco ancora quando si chiamava DGT delle Venezie, e quindi abbiamo una lunga storia per quanto riguarda il Prosecco. Ovviamente le esigenze di mercato delle nostre aziende ci hanno portato a differenziare le produzioni e stiamo continuando a farlo. Infatti i nuovi impianti non prevedono soltanto il rafforzamento del vitigno Prosecco, ma anche delle varietà che comunque il mercato ci richiede. E quindi la nostra zona non è fatta solo di Prosecco, ma anche di altri vitigni nobili e autoctoni del Friuli Venezia Giulia. Perfetto. Ecco, chiederei anche a Zorzettig come funziona il sistema dei controlli di filiera da parte del CVQ, se riesce a sintetizzarlo e poi dovremmo andare in pubblicità. Va bene, la CVQ, due parole per dire cos'è, è un ente di controllo che ha avuto l'autorizzazione del Ministero per poter effettuare i controlli di filiera. Quindi sono controlli che partono naturalmente dal vigneto e terminano alla bottiglia. C'è anche una fase post bottiglia, però delegata ad altri funzionari, chiamiamoli così. Comunque operiamo su quasi tutto il territorio regionale, la nostra sede è a Udine, chiaramente certifichiamo, abbiamo cominciato nel 2009 con la certificazione dei vini a denominazione di origine, però poi gli orizzonti si sono allargati. Attualmente siamo un ente di certificazione anche per il biologico e per la tutela agroambientale, quindi spaziamo su tutto il sistema della certificazione regionale. Ecco, è stato bravissimo Zorzettig, vediamo se riesco anche a imbeccare l'ovo. Ci scuseranno dalla regia se andiamo leggermente in avanti. Allora, riguardo alla DOC garantita del Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda Aramandolo, come è stata l'annata, il 2017, e come invece procede l'appassimento delle uve? Se riesce a dircelo in modo molto sintetico. Grazie. Sarò brevissimo, mi ricollego a quanto ha detto anche Martin Figel, appunto, annata senza dubbio non facile questa, più che altro era partita molto bene, quando ci siamo visti poi per la riunione prevendemiale, appunto eravamo tutti entusiasti perché settembre non era ancora passato, ahimè, settembre è stato un mese difficilissimo per noi viticoltori, Aramandolo questo non ha fatto nessuna differenza, nel senso che abbiamo patito anche noi non solo le piogge abbondantissime, ma anche una grandinata che è avvenuta domenica 17 aprile, chiedo scusa, settembre chiaramente, che ha letteralmente falcidiato la nostra zona, ragion per cui chi è riuscito in qualche modo a raccogliere preventivamente le uve e portarle a sottetto senza dubbio otterrà, perché appunto sono ancora in appassimento, dei prodotti che comunque saranno assolutamente d'eccellenza. Chi ahimè ha lasciato invece le uve in vigneto perché magari ha rischiato, ha detto, come poi storicamente si fa sempre, perché appunto solitamente le uve vengono raccolte non prima dei primi di ottobre, di conseguenza quest'anno è stata un'annata un po' anomala e senza dubbio la zona è una zona dove le persone sanno come comportarsi. I meteorologi non sempre ci aiutano nel nostro lavoro purtroppo, perché le previsioni cambiano di continuo, però appunto a macchia di leopardo l'annata comunque è stata molto, molto buona. Bene, anche con l'ausilio del timing vivente Valdesolo che ha stretto. Adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo per l'ultimo blocco qui a Friuli Economy. Passerei subito la parola a Gianni Menotti che dia una valutazione su quantità e qualità di questa annata vitivinicola 2017 in Friuli Venezia Giulia. Beh, buonasera. Dunque, si sa, si è vista questa annata molto strana, un'annata che ha visto partire una gelata verso aprile, che ha falcidiato certe zone, soprattutto la zona pianeggiante. Ci sono stati dei cali notevoli di produzione, queste allessature che hanno praticamente ridotto in certi casi a zero la produzione di certi vigneti, e poi c'è stato un bel recupero. Nel frattempo un'estate tutto sommato, in Italia è stata un'estate caldissima, come pure in Friuli, però in Friuli abbiamo avuto la fortuna di avere queste piogge che sistematicamente cadevano, davano questo contributo importante alla vigna affinché riprendesse da queste batoste della primavera. Ecco, passato agosto cominciava a maturare un po' tutto, a fine agosto si è cominciato a vendemmiare con i bianchi,
E poi purtroppo c'è stato un periodo di grande pioggia che purtroppo ha aperto pochissime finestre per la raccolta durante, diciamo, questa fase piovosa. E poi c'è stato un recupero finale che chi ha saputo tener duro, chi ha avuto la fortuna di tener duro, ha avuto, diciamo, l'occasione per creare anche dei grandi rossi, perché alla fine nel frattempo i vini bianchi erano già raccolti, le uve bianche erano già raccolte e si era passate a quelle rosse. Una delle cose da tenere presente è che, diciamo, in tutta questa fase di piovosità dell'inizio fino a metà settembre, le zone che hanno avuto particolari, diciamo, preoccupazioni sono state quelle più in basso, quelle che purtroppo hanno ricevuto anche la muffa nel frattempo, e quindi la vendemmia è stata quasi obbligata molte volte, specialmente, ripeto, per le uve rosse, e quindi tutto sommato, insomma, si è raccolto forse un po' in anticipo. Però nel complesso devo dire che l'annata è stata particolarmente buona anche nei confronti, se vogliamo, di tutte le altre parti d'Italia. L'Italia ha avuto una situazione più compromessa anche per il problema della gelata, che ha in qualche maniera attaccato, se vogliamo, un po' tutta Italia, però c'è stata la gran siccità, specialmente, diciamo, nella zona centro-meridionale dell'Italia. Perfetto. E adesso, se aveva terminato, Menotti, mi pare di sì. Per parlare, insomma, ci voleva parlare un po' della qualità, della quantità, eccetera. Ecco, se riesce a fare una chiosa sulla qualità. Beh, la qualità è eccezionale dal punto di vista dei vini bianchi e anche di certi rossi, che naturalmente hanno avuto la fortuna di essere stati raccolti un po' dopo. Sulla quantità, ovviamente, ci sono stati dei cali notevoli, cali che sono stati dal 15, 20 o 30% addirittura in certi casi, qualcuno anche di più, naturalmente. Però questa è stata un po' la media. Ecco. Ma questo calo della quantità, Ermacora, si è tradotto anche, voglio dire, in un aumento dei prezzi? Che dinamica ha avuto sui prezzi per questo 2017 e se sì, in che percentuale? È chiaro, quando capitano eventi come quello di quest'anno, in particolare anticipo così, perché la gelata l'abbiamo avuto il 21 di aprile, quindi all'inizio della fase vegetativa, è inevitabile che dopo c'è un po' la corsa, la rincorsa anche a accaparrarsi le uve, chi magari si trova in queste condizioni. E quindi si è tradotto in un aumento dei prezzi abbastanza scontato, abbastanza naturale anche, se vogliamo. In che percentuale? Ma possiamo dare un dato medio, potrebbe essere 15-20%, è molto legato alle varietà, perché le varietà più ricercate erano quelle colpite dalla gelata, quindi quelle precoci sostanzialmente, ma poi si è rilevato un po' su tutte le varietà, perché appunto c'è stato un calo produttivo indipendentemente da questo, anche su tipologie, diciamo, più tardive. E pertanto la ricerca poi del prodotto porta inevitabilmente a una lievitazione dei prezzi. Ecco. Grazie mille, Ermacora. Chiederei a Saverio Di Giacomo, lei opera nel settore del carso, no? Certo. E le chiederei, in merito alla ribolla gialla, è ancora autorizzata varietale o vi è stata riconosciuta come zona di produzione? Torniamo a bomba sulla ribolla gialla. Beh, per quel che riguarda la ribolla, onestamente il discorso legato al carso è un po' difficile, perché sul carso la ribolla non è neanche autorizzata. Mi rendo conto poi che, mancando un consorzio che tuteli la DOC Carso, diventa anche difficile, magari, come si è fatto da altre parti in questi ultimi anni, andare a cercare magari di poter ottenere questo tipo di vittoria. Ma ripeto, manca un consorzio, per cui diventa difficile per il singolo produttore muoversi in questo senso. Magari ci sono delle idee da parte di qualcuno che però poi non vengono concretizzate, visto che non c'è appunto la possibilità di interloquire, diciamo, su questo con tema siamo ancora, mi sembra di capire, un po' fermi. Sì, direi. Ecco, ma invece com'è andata? Due parole sulla Malvasia e sul Terrano. Ma direi che l'annata 2017 sul Carso è stata, direi, difficile, perlomeno per quel che riguarda il Carso goriziano. Tutto quello che si è detto riguardo la gelata del 21 aprile è un po' l'andamento così siccitoso è stato amplificato sul Carso. Su alcune varietà abbiamo avuto cali che sono arrivati fino al 60-70%. Per cui sul prezzo, quindi, che dinamica ha avuto? Ma sui prezzi sul Carso diventa difficile, ci sono talmente poche uve da poter diciamo gestire, quindi che diventa difficile. Sicuramente capite da soli che i prezzi sono lievitati in maniera enorme. Ecco. Perfetto, adesso vediamo se il microfono riusciamo a passare. Ringraziamo ovviamente Di Giacomo per la brevità, ma anche la capacità di sintesi, di andare al punto, non indifferente questo nel senso. Chiederei a Sandy Scherchi invece
riguardo alla Vitosca, com'è andata questa stagione. Eravamo venuti a trovarla un mese e mezzo fa quasi, all'inizio, a fine agosto. Prima del pioggia. Esatto. Non le abbiamo portate noi, quando siamo venuti c'era il sole. Infatti forse dovevamo rimanere. All'inizio di settembre appunto ci aspettavamo una grandissima annata, poi concordo pienamente con quello che ha detto Gianni Menotti, quindi sul Carso l'andamento era quello già descritto, con la fortuna che in primavera non avevamo la gelata, fortuna del mare che è attaccato alle vigne, quindi abbiamo rischiato anche noi, però non è andato sotto zero, quindi la gelata non c'era, quindi abbiamo salvato tutta la produzione. Quindi come quantità rispetto all'anno scorso c'è stato un calo, ma di quanto? Ma la quantità era comunque nella norma da noi. Quindi anche i prezzi dovrebbero rimanere stabili o avranno un aumento? Sul Carso non si parla di prezzi, come ha confermato prima Saverio, chi ha le uve le vinifica e vende il vino, quindi non c'è un mercato di vendita dell'uva, quindi siamo un po' estranei a questi meccanismi del prezzi sul Carso. Comunque l'annata era, nonostante le piogge, che nessuno si aspettava tante piogge in settembre, penso che già da 30 anni che non piove tanto, almeno da noi in settembre, era buona. Alcune varietà sono state raccolte prima delle piogge, quelle diciamo internazionali come Sauvignon, Pinot Grigio, e poi abbiamo proseguito dopo le piogge sia con la Vitosca che con la Malvasia a finire col Terrano. Posso confermare che comunque insomma, i vini non saranno così strutturati come si pensava, ma avranno sicuramente un bel equilibrio e l'annata noi la consideriamo comunque buona. Perfetto. Allora, adesso chiederei di far avere il microfono ad Antonella Cantarutti, delegata nazionale delle Donne del Vino. Le chiederei di parlare come produttrice, e si parla spesso della nostra regione come una regione dagli splendidi vini e via discorrendo, ma quando si parla, ma quanto si parla in realtà del nostro territorio fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, e che cosa bisogna fare per crescere in questo senso? Ma purtroppo se ne parla sempre troppo poco. Io poi tra l'altro sono anche reduce da un incontro fatto ieri a Milano, sono stata invitata dalla Camera di Commercio di Milano, durante la quale ho incontrato degli importatori, dei buyer, e purtroppo si rivela ancora una volta la questione che si parla troppo poco di Friuli all'estero, ma non solo di Friuli, si parla anche dei vitigni troppo poco, si conosce molto il Pinot Grigio, si parla in Friuli di ribolla gialla, di tutela di questi vitigni, ma purtroppo all'estero sono poco conosciuti. Quindi io Una sua proposta per aumentare la conoscenza? Promuoverci tanto, tantissimo. Cioè investire di più nel marketing, nella comunicazione? Sì, nell'essere molto più presenti sui mercati internazionali. E non vuol dire solo Stati Uniti, non vuol dire solo New York, ma soprattutto Europa e soprattutto i mercati che potrebbero veramente darci delle soddisfazioni. Io ad esempio posso pensare al SEA o Australia o addirittura Nuova Zelanda. Benissimo, proprio in tema di comunicazione abbiamo anche Simona Migliore, già ospite in precedenza qui a Friuli Economy, e le domanderemo se, a suo dire, il consumatore friulano, quindi parliamo dei friulani, di chi ci sta anche vedendo da casa, conosce le diverse varietà e le diverse potenzialità dei vini del Friuli Venezia Giulia. Buonasera a tutti, sono referente per ONAV per la provincia di Udine. L'ONAV è l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e ogni anno ci occupiamo di organizzare proprio corsi di formazione. I nostri corsi prendono parte anche molti consumatori, quindi persone che hanno la passione di approfondire magari l'argomento vino ma non sanno effettivamente a chi rivolgersi. Purtroppo non c'è adeguatamente la conoscenza per quanto riguarda il mondo del vino. Vengono utilizzati spesso termini non appropriati, vengono spesso confuse le varietà, viene chiesta una cosa per un'altra, e la cosa su cui stiamo puntando è proprio quello di fare formazione e informazione, quindi abituare il consumatore quando va in giro, quando va in un ristorante, quando va in un bar, in una frasca con gli amici, in un'enoteca, a chiedere le cose utilizzando nome e cognome di cosa si sta chiedendo. È anche vero che dall'altra parte spesso abbiamo del personale non qualificato per accogliere il consumatore nella maniera più adeguata. Questo cosa comporta? Comporta un danno enorme all'azienda che comunque affida i propri prodotti al
locale di turno, ma anche un danno al consumatore, che poi magari fa una comunicazione sbagliata. Ecco. Per cui miriamo, ecco, a questo come associazione. Ecco, e proprio in scaletta, riguardo a fare una comunicazione corretta, avere personale adeguato, c'è Donatella Briosi dell'Associazione Sommelier Friuli Venezia Giulia. Quanto appunto i sommelier potrebbero aiutare in questo gap che la Migliore ha appena definito come decisivo nel non far conoscere, nel non valorizzare le diverse varietà del Friuli Venezia Giulia con i consumatori locali? Buonasera, Buonasera. grazie dell'opportunità. Io credo che sia il dovere di ogni sommelier, di cui rappresento la categoria, e soprattutto donna del vino, di promuovere principalmente tutte le varietà nella nostra regione e nella fattispecie la ribolla gialla, che stiamo sostenendo in questo momento particolare in tutte le sue declinazioni, e sarà senz'altro uno sforzo quanto più impegnativo proprio per comunicare, affinché non ci sia proprio ignoranza nel consumo dei vari vini. Quanti sommelier ci sono in Friuli Venezia Giulia in questo momento? Tanti. Ma si può fare una cifra? O forse intorno al migliaio. Intorno al migliaio. Intorno al Perfetto. migliaio. Allora, adesso siamo davvero in chiusura, però abbiamo qui una delegazione dell'Istituto Tecnico Paolino, da cui lei è di Cividale. Ci sono state anche recenti polemiche sull'alternanza scuola-lavoro, con frasi, a mio modo di vedere, abbastanza fuori luogo, fatte purtroppo anche da studenti, dalla disinformazione che gira in Italia. Chiederei al professor Franco Disnan quanto per il vostro istituto tecnico è importante l'alternanza scuola-lavoro per inserire i giovani nel mondo del lavoro, dell'agricoltura e del vitivinicolo in Friuli Venezia Giulia. Buonasera, dico solo che il nostro istituto ha iniziato gli stage circa 25 anni fa nel corso di enologia, nella sesta enologia. Dopodiché questa gestione scolastica ha preso tutti i corsi, quindi in quinta tutti i corsi praticano circa un mese di stage. Direi che gli istituti tecnici, in particolare quelli agrari, non possono fare a meno del contatto col territorio e soprattutto con le persone che vivono e che fanno progredire il territorio. Certo. Chiederei a Rubens Ponton, il ragazzo, quanto è importante secondo lei fare uno stage e quanto, se lei ne ha già fatto uno, le ha aiutato a capire che lavoro vuole fare a grande e come inserirsi nel cosiddetto mondo del lavoro o delle professioni. Buonasera. Sicuramente è parte della nostra formazione, non solo come studenti, ma anche come futuri enotecnici. Quindi, bene sì, è importante la parte teorica, lo studio, ma anche vedere, toccare con mano il nostro effettivo futuro. Io ho partecipato sia a stage durante la quinta con il Consorzio dei Colli Orientali, quindi ho potuto vedere con i miei occhi il mondo del consorzio e anche delle nostre zone vitivinicole. E adesso ho partecipato un mese invece a uno stage di cantina dove ho potuto provare quali sono le difficoltà che possono incorrere durante quest'annata, che ha sorpreso un po' tutti con le piogge, e quali sono effettivamente i riscontri pratici e tecnici del mio studio. Quindi fare uno stage non significa fare solo fotocopie? No, assolutamente no, è qualcosa che secondo me serve a formare quelli che saranno i futuri tecnici, perché noi, essendo un istituto tecnico, non siamo preparati come magari uno scientifico, un classico, a portare avanti gli studi, ma dobbiamo capire bene quale sarà il nostro lavoro e quale sarà la nostra figura all'interno di un'azienda. Ecco, se puoi passare il microfono alla compagna alla tua destra, chiederei anche a Irene Della Mora cosa ha imparato durante i tirocini e che cosa vuole fare da grande nel settore vitivinicolo in Friuli Venezia Giulia. Durante i tirocini si imparano tantissime cose, perché impari a fare analisi se vai nei consorzi, oppure puoi imparare a vendemmiare, impari tantissime cose che soprattutto per chi non ha un'azienda già a casa è importante. Perfetto. Io ringrazio tutti gli ospiti. Sì, se ce la facciamo l'ovo rapidissimo nel dare qualche anticipazione, ma davvero bella concreta, sul Congresso Nazionale Asso Enologi in Friuli Venezia Giulia che si terrà il prossimo anno.
Certo, velocissimi in chiusura. Che dire, con grande orgoglio in questo momento rappresento l'associazione degli enologi del Friuli Venezia Giulia e il prossimo anno, l'anno 2018, sarà l'anno in cui il Friuli, dopo 35 anni, perché era il 1983, l'anno in cui appunto il Friuli era stato l'ultima volta regione ospitante del congresso, ospiteremo appunto il congresso, che è il momento più importante, diciamo, dell'anno dell'Associazione degli Enologi e degli Enotecnici Italiani a Trieste. Dal 5 al 9 di luglio ci riuniremo. Il congresso degli enologi prevede più o meno la movimentazione di 1 migliaio di persone a Trieste. Le location sono ancora in fase di definizione, ovviamente i temi diciamo saranno sicuramente il marketing e il mondo dell'innovazione nel settore vitivinicolo. Cos'altro dire? Qualche anticipazione, così un po' di gossip, quelle che sono le sedi poi dei lavori congressuali, il Teatro Verdi e sicuramente, tempo permettendo, una cena di gala fantastica in Piazza dell'Unità Trieste. A luglio sicuramente. Grazie di questa possibilità e buonasera. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito venendo qui alla trasmissione, anche ovviamente Paolo Valdeso dal punto di vista dei contenuti. Ringrazio ovviamente i tecnici di questa sera che abbiamo avuto qua, Pierangelo Buttazzoni, Gian Domenico Ricci e Tommaso Ravo al cameraman. Adesso linea alla rubrica Friuli Lavoro di questa nostra collaborazione con MAV, al termine della quale finirà anche la puntata di questa serie Friuli Economy. La prossima puntata non ci sarà perché ci sarà Poltronissima con Massimo Radina, dato che l'Udinese gioca in posticipo serale. Ci vedremo invece il 1° novembre per i 40 anni dell'Università di Udine e le prospettive sia imprenditoriali che di crescita per i giovani friulani con questa università. Buona serata a tutti, arrivederci. La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Puntata di questa sera della rubrica di Friuli Lavoro dedicata all'alternanza scuola-lavoro, in particolar modo alle iniziative che ha realizzato MAV. Siamo qui con Chiara Manfrin, appunto di MAV, del progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Buonasera Manfrin. Buonasera, grazie. Benvenuta a Friuli Lavoro. Allora, in Italia per molto tempo c'è stato uno scollamento tra il valore educativo del lavoro e la capacità formativa delle imprese e lo spazio che effettivamente veniva dato loro nelle scuole. Quali sono state le conseguenze di questo scollamento fra necessità delle imprese dal punto di vista professionale e formazione della scuola? Le conseguenze inevitabili sono state indubbiamente l'aumento dei NEET, che sono i cosiddetti ragazzi che non stanno lavorando, non si stanno formando e non stanno nemmeno studiando, l'aumento della disoccupazione giovanile e il muro che esiste tra le imprese e il mondo della scuola. In che modo MAV si inserisce in questo contesto ed è in grado di offrire una proposta formativa nuova, concreta e specifica? MAV conosce le imprese, conosce il territorio, conosce le logiche che spingono le aziende nelle ricerche del personale e viceversa conosce le aspettative dei lavoratori nella ricerca del lavoro ideale. Questo ci permette di creare dei percorsi formativi mirati e di orientamento atti a eliminare quel divario che esiste tra competenze in uscita del mondo scolastico e le competenze invece richieste dalle aziende all'ingresso dal mondo del lavoro. Quindi ci pare di capire che uno studente che ha affrontato un progetto e un percorso di alternanza scuola-lavoro ha sicuramente molte più probabilità di trovare un lavoro e magari anche un lavoro che gli piace rispetto a uno che non ha svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro. Indubbiamente sì, anche perché questi percorsi che abbiamo realizzato permettono al ragazzo di lavorare sulle competenze trasversali, quindi quelle competenze che permettono un più rapido inserimento lavorativo. Questo permette al ragazzo di inserirsi prima e meglio nel mondo del lavoro e dall'altra parte alle aziende di risparmiare sui costi di selezione e sui costi di formazione dei neoassunti. Ecco, ci può fare degli esempi di percorsi di alternanza scuola-lavoro seguiti e realizzati concretamente da MAV? Sì, quest'anno proseguiremo sulla falsariga dei percorsi già avviati lo scorso anno, dei percorsi start-up del Savio Bootcamp e Electrolux Professional Studenti in Azienda. Ci parli del Savio Bootcamp intanto, che scuole ha riguardato, che figure professionali e quali o quale azienda?
Savio Bootcamp, come dice il nome stesso, ha coinvolto Savio Macchine Tessili di Pordenone e la progettualità è stata creata da MAV in coprogettazione con l'azienda Savio e Unione Industriali Pordenone, coinvolgendo più di 100 studenti di tutti gli istituti del Pordenonese e di Udine, quindi il Kennedy di Pordenone, lo Zanussi, piuttosto che l'ITI di Spilimbergo, il Della Valentina, il Bearzi di Udine, da cui sono stati selezionate una rosa di studenti che hanno poi effettuato un training tecnico e professionale all'interno dell'azienda. Per quali figure professionali in particolare? Le figure professionali sono state selezionate in riferimento ai reparti principali dell'azienda, quindi è stato svolto uno studio sui reparti, quindi sono figure professionali tecniche e che possono rispondere alle esigenze di un'azienda come Savio Macchine Tessili. E riguardo invece al progetto Electrolux Professional? Il principio è similare, nel senso che nasce sempre dalla collaborazione tra questi partner che abbiamo citato prima e con l'intervento di istituti quali sempre lo Zanussi di Pordenone piuttosto che il Kennedy. Il principio è lo stesso, il principio è quello di portare gli studenti a conoscere direttamente i reparti aziendali e quindi a mettersi in gioco e a confrontarsi con realtà che altrimenti non avrebbero conosciuto. Nell'ottica di trovare un lavoro. Chiaro. Magari adesso spostandosi dalla zona del Pordenonese vediamo un po' la zona anche della provincia di Udine e della Venezia Giulia, lì in quali settori vi siete concentrati, con quali scuole e magari per quale tipologia di figura professionale? Sulla zona di Udine abbiamo già iniziato lo scorso anno a collaborare con il Bearzi, con il Malignani di Cervignano andando a poi coinvolgere le più importanti aziende della filiera meccanica dell'area di Udine e provincia. Anche chimica? Anche chimica, sì, esattamente. Il Malignani infatti di Cervignano ha delle sezioni chimiche, abbiamo coinvolto anche delle aziende rinomate e prestigiose appunto del settore chimico che si sono prestate ad ospitare questi ragazzi per conoscere i vari reparti. E nella Venezia Giulia invece, dottoressa Manfrin, su quali aree, quali figure professionali vi siete concentrati? Nella Venezia Giulia iniziamo quest'anno grazie alla collaborazione dell'Istituto di Staranzano e ci rivolgeremo alla filiera di riferimento dell'area che è indubbiamente l'indotto della diportistica navale, quindi metalmeccanica ma anche diportistica navale. Ecco, questo è il nuovo progetto. Ringraziamo la dottoressa Manfrin e ci vediamo la prossima settimana per un'altra puntata della rubrica Friuli Lavoro. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.